Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Un ciclone di blocco situato sulla Gran Bretagna non consente l'arrivo di perturbazioni atlantiche, di conseguenza vivremo una piccola depressione situata sulla Spagna meridionale che tenderà gradualmente a muoversi verso le due isole maggiori nel corso della settimana. E attenzione, perché proprio a metà settimana avremo il vero peggioramento del tempo sulle due isole maggiori, sul comparto del Basso Tirreno, sulla Calabria e fino a raggiungere la Puglia da metà settimana in poi. Le condizioni meteo saranno pressoché stabili altrove, ma attenzione per qualche pioviggine. Vediamo infatti l'evoluzione nel corso dei prossimi giorni. Lunedì sarà nel complesso stabile dappertutto, se non appunto per nubi basse sulla Valpadana, specie quella centro-orientale, e con nuvolosità sparsa altrove, più sole lungo il versante tirrenico. Ma guardate appunto martedì come agiranno dei piovaschi sempre possibili sulle zone alpine, ma anche sulle zone montane del nord-est in modo particolare e sulle pedemontane, con qualche tratto di pioggia, ma comunque di debole intensità, con nubi basse, quindi ancora la presenza di nebbie e foschie. Sarà un po' più soleggiato invece sulle zone montane e alpine del nord-ovest, con la prevalenza dell'anticiclone, come vedete, situato sulla Gran Bretagna, sempre bloccato lì. Mentre avanza appunto la perturbazione, come vedete le aree più colpite saranno queste, la possibilità di precipitazioni soprattutto sulla Sardegna, specie quella orientale, e sulle zone come Cagliari. Le conseguenze vedranno meno precipitazioni altrove, sono qualche possibile piovasco, come vedete, sulle zone montane e pedemontane. Le condizioni vedono poi, come vedete, l'arrivo da sud-ovest di questa saccatura che era situata sulle Baleari e sulla Spagna meridionale, che si concentrerà quindi a portare maltempo proprio sulle aree del sud Italia e sulla Sicilia in modo particolare. Le temperature caleranno notevolmente proprio per l'arrivo da metà mese di filtrazioni d'aria un po' più fredda da nord-est, che riusciranno a portare un calo delle temperature sensibile soprattutto sul comparto adriatico e sul nord-est. Sulle pianure viviamo valori fra gli 8 e gli 11 gradi al mattino, di giorno attorno ai 17-19 gradi. Nel complesso, insomma, le temperature saranno sotto media soprattutto, come vedete, al sud Italia, esclusa però la Sardegna. Le condizioni meteo vedranno quindi una maggiore instabilità proprio sul Basso Tirreno, con la particolarità delle piogge azionate proprio sulla Sicilia, specie su quella centro-meridionale, e poi lungo le coste fino a spingersi verso la Basilicata e fino alle coste della Puglia nel corso della giornata di giovedì, entro giornata di giovedì fino all'Appennino meridionale, con precipitazioni piuttosto estese. Potranno risultare molto abbondanti, con rischio di nubifragi soprattutto sulla Calabria, come vedete, sul comparto ionico, proprio per la disposizione del ciclone che si andrà a collocare su tali zone. Migliorerà invece sulla Sardegna, non avremo precipitazioni altrove, sempre con la presenza però al seno di umidità elevata, ancora di nebbie e di foschie sulla Valpadana e sulle zone interne del centro. Condizioni che quindi vedranno una rimonta dell'anticiclone disposto sempre più verso la Groenlandia, e quindi una fase di correnti sempre più instabili sul Mediterraneo, condizioni che potranno permanere anche nel corso dei giorni successivi. Con la disposizione di questa perturbazione potrà ancora azionare nella nottata di venerdì dei fenomeni lungo il versante ionico e sul basso Adriatico, con attenzione l'attenuazione di questa perturbazione che si andrà a dirigersi verso i Balcani, e da sud-ovest però, dal Nord Africa, correnti più umide di matrice atlantiche porteranno ad un peggioramento del tempo proprio tra la fine della giornata di venerdì e soprattutto la giornata di sabato, quando andrà a scavarsi una saccatura proveniente proprio dall'Algeria, dal Nord Africa, e andrà ad approfondirsi ulteriormente, essendo che la temperatura del mare lì è ancora bella carica, ha l'azione di una perturbazione più strutturata, anche con temporali associati dalla Algeria fino a spingersi sulle due isole maggiori, in modo particolare entro la serata di sabato, con perturbazione ben strutturata in estensione poi al resto del centro-sud. Una sorta di perturbazione fotocopia della giornata che andremo a vivere mercoledì. E attenzione allo strutturamento di una profonda depressione che si andrà a situare vicino alla Gran Bretagna. Questa vera perturbazione atlantica potrebbe poi spingersi entro la giornata di domenica
ed il lunedì verso la nostra penisola, soprattutto sull'Europa occidentale in direzione verso il nord Italia. Una perturbazione che è ancora da vedere assolutamente bene, da studiare al meglio, perché si vedono ancora molte incertezze per la struttura di questa perturbazione e soprattutto la direzionalità che andrà a portare, con un carico umido davvero molto elevato. Ne riparleremo nel corso di prossimi aggiornamenti. Al momento non si intravedono ondate di freddo, quindi seguite i prossimi aggiornamenti meteo.